stati fatti dei passi in avanti, poiché ad esempio sul quantitative easing, quindi su questa emissione programmata, diciamo temporizzata anche, di liquidità del mercato, ha senz'altro la possibilità di favorire gli investimenti, ecco, di dare una spinta, e sembra che in tal senso i risultati stiano arrivando. Seconda giornata di formazione con il PD in buone mani. Questa volta si parla di fondi europei e mai come in questo momento si centra l'obiettivo, in quanto appunto è già stato reso noto dalla Presidente che il Friuli Venezia Giulia si pone ai vertici a livello nazionale, quindi uno strumento che serve davvero e che viene utilizzato davvero in regione. Sì, una giornata di formazione di grande successo che ha visto la sala riempirsi, sala piena di amministratori locali che sono venuti ad ascoltare come si fa per accedere ai fondi europei, e credo che questo testimoni come il gruppo regionale del Partito Democratico sia pienamente in linea con le priorità che la nostra giunta si è data rispetto ai fondi comunitari, promuovendone l'utilizzo e ottenendo i risultati che sono appena stati citati. L'interesse per questa iniziativa è stato grande, credo che tutti coloro che hanno partecipato hanno avuto un'idea che in un periodo in cui le risorse scarseggiano, in realtà c'è grande spazio per le idee, c'è grande spazio per trovare il finanziamento per queste idee, per qualificare l'azione politica sui nostri territori e promuoverne lo sviluppo in maniera seria e coerente con quello che sono le nostre priorità.